Con la ripresa delle attività ambulatoriali ordinarie dell'ULSS 4, conseguente alla cessazione dell'emergenza coronavirus anche nel Veneto orientale, sono ben 33.000 le prestazioni che i CUP dell'azienda sanitaria hanno dovuto ricalendarizzare. A questo poi si aggiunge anche la mutata modalità di prenotazione delle prestazioni sanitarie da parte degli utenti, per poter garantire la sicurezza a loro stessi e al personale dell'azienda. Dei cambiamenti questi dovuti, ma che stanno comportando anche qualche disagio all'utenza. Per quanto riguarda l'attività operatoria, tutte le unità operative hanno ripreso a fare il numero di interventi del periodo pre-Covid. Per quanto riguarda invece tutte le prestazioni di specialistica che sono state sospese durante il periodo del Covid, e quindi per circa 2 mesi quelle non urgenti, noi ne avevamo circa 33.000 congelate, ne sono già state riprogrammate l'82%, quindi ne rimangono circa 5.000. E quindi un grande lavoro che stanno facendo i nostri servizi della direzione amministrativa d'ospedale, cioè i CUP, per riprogrammare tutte queste visite specialistiche che vengono fatte o nelle strutture ospedaliere o nelle strutture distrettuali o presso le strutture private accreditate con l'azienda. Abbiamo difficoltà con il CUP telefonico, per cui stanno arrivando anche molte lamentele da parte dei cittadini, ma dovete pensare che nel giro di un mese siamo passati dalle 2.000 telefonate al giorno a oltre 8.000 telefonate al giorno. Per far fronte quindi all'enorme mole di telefonate da gestire, la direzione ha previsto l'incremento degli operatori da 6 unità a 10 entro il fine settimana, con un ulteriore incremento a 14 unità entro fine mese di giugno, installando anche ulteriori linee telefoniche. Ma come ricorda l'ULSS 4, oltre al classico strumento per la prenotazione, ovvero la telefonata ai CUP, c'è anche il più veloce sistema telematico tramite app o sito web. Quello che invitiamo noi è la popolazione a utilizzare sempre di più gli strumenti informatici o l'ICUP, quello sul telefonino che abbiamo noi presentato qualche anno fa in azienda e che ancora pochi cittadini usano e che i giovani potrebbero usare molto di più, oppure in via telematica il web. È facilissimo fare la prenotazione di un esame, ogni cittadino può scegliersi la data, il luogo, la struttura dove fare l'esame e questo può avvenire 24 ore al giorno. Stiamo anche iniziando con le farmacie che ci stanno dando una mano nelle prenotazioni. Abbiamo iniziato con la farmacia comunale di Eraclea, quella di Ponte Crepaldo, e siamo certi che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche altre farmacie ci daranno la loro disponibilità per effettuare questo servizio.